Stiamo parlando di un'opera che è attesa dal 1996, un'opera inserita nella legge obiettivo dell'allora governo Berlusconi, un'opera che ha già avuto tutto l'iter burocratico e che adesso sono partiti i lavori. Pedemontana, una strada e una polemica infinita. Sabato preannunciata la nuova manifestazione a Cassola, sede direzionale dei lavori, che interessano anche il tratto trevigiano. Di ieri la denuncia del passaggio dei cantieri a ridosso del mausoleo Brion all'interno del cimitero di Caselle d'Al Tivole, una delle opere dell'architetto Carlo Scarpa, ammirate da tutto il mondo. Come in tutti i progetti continueranno ad esserci i favorevoli e i contrari di principio, ma qui, è bene sottolinearlo, la protesta non è tanto nel progetto, quanto nel metodo di intervento nelle aree espropriate. I problemi derivanti dagli espropri quant'altro credo che siano, io conosco bene questa materia in quanto ne faccio parecchi di espropri e so quali sono tutte le tematiche. Insomma, come già detto più volte, molte polemiche sparirebbero se gli indennizi arrivassero giusti e prima delle ruspe, cosa che sembra non accadere almeno tra Al Tivole e Trevignano, dove i proprietari si sono messi davanti alle benne pur di arrestare gli scavi. Resta comunque da una parte la consapevolezza che i cantieri ora non si possono più fermare e dall'altra che la Pedemontana, nonostante la crisi e le fabbriche chiuse e delocalizzate, serve ancora. Un'opera strategica per le nostre imprese, ma in questo momento per il settore dell'edilizia è l'unica grande opera pubblica che abbiamo qui al nord-est.